Amici del futsal, buonasera e benvenuti da Jacopo Bagnoli al Nelù di Lunetta, dove stasera si sfideranno Caos Mantova e Feldi Eboli. Eboli, che occupa saldamente la settima posizione in classifica, sfiderà un Caos Mantova ferito ma con voglia di rivalsa. L'ottavo posto dista 5 punti, l'unica cosa che non manca ai virgiliani è il tempo. Squadra in campo ora, che vanno a salutare le panchine avversarie. Ricordiamo che il Mantova non vince, anzi perde da 5 partite consecutive. Questo è un match importante per ritrovare la continuità, per trovare qualche punto, per poter arrivare tra le prime 8. Foto di Rito. Ora i giocatori in campo, tra pochi minuti si comincia. Squadra del Feldi Eboli già in campo. Ora arriva anche Caos Mantova. Ultimi check da parte dell'arbitro. Batteranno per primi i virgiliani. Arbitro, fischietto in bocca e si parte. Subito Mantova in possesso. Parrell cerca subito l'idea lunga, ma riparte il Feldi Eboli con Bissoni. Poletto, intervento pulito, fa ripartire Di Guida. Cerca subito in mezzo Poletto, che subisce il colpo involontario. Ora Parrell che tenta il tiro, ribattuto da Fornari, e quindi rimessa per il Caos Mantova. Batterà Di Guida all'indietro. Ora cerca Poletto, cerca di partire ma viene contrastato ancora, e poi Feldi Eboli butta in rimessa laterale. Mantova cerca di attaccare già dai primi minuti, 30 secondi passati sul cronometro. Ora Di Guida al tiro, subito Lion, subito Mantova pericoloso. Palla in calcio d'angolo, anzi rimessa, va ancora Di Guida, la palla in mezzo, fuori di pochissimo la deviazione di Iucca dopo un rimpallo. Palla è uscita a pochi centimetri dal palo di Lion. Ora ancora Mantova col pressing alto, costringe a sbagliare giocatori del Feldi Eboli. Ora Iucca, Parrell affrontato da Romano, Poletto fermato da Bissoni che batte velocemente. Ora ancora Bissoni, la palla è per Fornari, Mancia, scambio velocissimo, ancora Mancia il tiro, sbilanciato, non può fare di meglio, e quindi subito il Mantova che riparte con Parrell. Rimessa laterale. Partita frizzante già dai primi minuti. Ora ancora Parrell che scucchiaia per Poletto, che copre con il fisico, cerca di metterla in mezzo, tiene il pallone ancora sull'angolo. Poletto, la palla in mezzo per Iucca che la gira per Parrell, ancora Di Guida alto. Buona questa azione, ma Mantova prende un po' di fiducia. Ora ancora Feldi Eboli, Fornari affrontato da Iucca, aspetta il rimorchio, alla fine serve Mancia e va all'indietro per Bissoni.
Ancora la palla è per Mancia. Fornari rischia tantissimo. Poletto cerca il tiro al volo. Colpisce involontariamente il numero 4 del Feldieboli, che rimane a terra. Ma buonissimo inizio del Mantova, che sembra molto propositivo. Tanto vengono chiamati i sanitari. Numero 4 Romano, ancora a terra. Eboli che forse si è trovato un po' sorpreso. Non si aspettava forse che il Mantova attaccasse subito fin dai primi minuti. Ora sembra possa tornare a camminare con le sue gambe, quindi ancora un po' dolorante, ma sì, c'è il cambio infatti. Sostituito quindi Romano. Tanto riparte il Mantova con Iucca. Parrell che cerca Poletto. Poletto la tiene, poi fa quello che può. Ora Lion alla rimessa lunga. La palla in mezzo di testa di Fornari. Cerca un gol impossibile. Di guida. Parrell che lascia scorrere per Iucca. Tres affronta Iucca. Palla sporcata, poi Poletto. Marcato uomo da Bissoni. Di guida. Iucca. Palla in mezzo per Di Guida, un po' difficile, riesce comunque a passarlo. Poi Parrell in velocità che lascia sul posto Tres, che poi trattiene e commette fallo. Andrà proprio Parrell. Di Guida. Alta per Poletto, fermato da Bissoni. Per adesso sta facendo valere il fisico sul giocatore a zero. Ora Di Guida per Poletto ancora, che cerca questo tiro cross, ma in mezzo non trova nessuno. E quindi rimessa. Lion cerca ancora Fornari, ma Iucca lo trattiene, secondo l'arbitro, con un fallo. Anzi, il fallo era di Fornari, quindi Mantova può ripartire. Poletto, ancora una volta Bissoni chiude bene. Qui ancora chiedono spiegazioni i giocatori del Feldi sul fallo di prima. Ora Iucca, Parrell cerca questa palla buonissima per Di Guida, che è costretto ad arretrare, poi cerca questo passaggio per Parrell. Tres c'è e poi non si va per il sottile. Rimessa laterale ancora per il Caos. Ora Di Guida, Parrell, Iucca aspetta di servire Parrell, ma Fornari lo chiude bene. Quindi rimessa a Caos. Poletto cerca di smarcarsi, ma Bissoni adotta questa marcatura uomo, per ora è efficace. Ora Di Guida, Parrell, Di Guida. Iucca cerca questa scucchiaiata. Poletto prova la sponda, non ci arriva e quindi riparte ancora il Feldieboli. Bissoni. Qui blocco da parte di Poletto, ma si prosegue per il vantaggio. Poi qui rischia il passaggio all'indietro. Ancora il Feldieboli, ora Tres. Mancia, che guadagna un po' di terreno. Poi scarica ancora per Bissoni. Ora Tres si libera bene, poi ancora Mancia. Qui Parrell chiude benissimo su Fornari. Tanto entra in campo Dimas e Parrell subito un colpo. È stato un contrasto vigoroso. Parrell ora rimane a terra.
bisogna ancora dei medici. Il problema sembra alla caviglia. Nel frattempo il coach Milella ha già provveduto a sostituire quasi tutta la squadra. Ora Parrell però esce rasserenando i tifosi virgiliani. Al suo posto però, per precauzione, per ora entra Micheletto. Quindi squadra rivoluzionata: Dimash, Cabeza, Micheletto e Leleco in campo, oltre a Ricordi in porta. Ora attenzione, Fornari si gira bene ancora con il corpo, Dimash che chiude in difesa, poi Tres ancora cerca di andarsene, Tres in mezzo, palla ancora mandata via, poi Micheletto, ancora un muro, Mancia cerca ancora Fornari che qui viene ammonito per simulazione. Infatti non sembrava un fallo così netto. Fornari è sembrato nervoso già dal primo minuto, quando ha iniziato a protestare per il fallo che secondo lui non aveva commesso, e ora si becca un cartellino giallo. Ora Dimash, Micheletto, Dimash cerca Cabeza, palla un po' complicata, Cabeza la tiene, gira per Leleco, Cabeza porta palla ancora sulla fascia, Cabeza non ce la fa a metterla in mezzo, ma guadagna un calcio d'angolo. 15 minuti e 36 quelli rimasti. Ora la palla è per Dimash che va all'indietro per Micheletto, attenzione, la palla è lì, Cabeza non riesce a girarla, era molto difficile, ha cercato il tiro in porta, era a livello di coordinazione difficile. Ora Bissoni, la palla ancora per Tres, Micheletto fa una cosa molto elegante, di testa va all'indietro per Ricordi. Ora riparte il Mantova, Cabeza e lascia lì per Dimash che parte in velocità, Dimash ancora, Dimash la mette in mezzo, Leleco, Lion che poi rimane a terra e lì fa male. Sembra sia stata colpita la zona del basso ventre. Comunque è un buonissimo Mantova per adesso. Ha tirato fuori la grinta. Nel frattempo si rialza e può continuare il numero 2 dell'Eboli. Ora rimessa laterale per il Caos che lascia per il Feldi. Ora ripartono giocatori campani, Bagattini, ancora questa sventagliata a Dimash, ancora una volta per Ricordi. Ora Cabeza che copre, si gira, ora Leleco, buonissimo qui Leleco e poi viene calciato da Tres. Fallo un po' di nervosismo forse. Caos Mantova che riprende. Leleco, numero 5, capitano, sembrava il più motivato durante il riscaldamento. Vedremo se è riuscito a infondere la stessa energia positiva agli altri giocatori in una partita complicatissima per il Caos come questa. Ora Dimash, Micheletto, Dimash, ancora Micheletto che si gira, Dimash cerca spazio, alla fine serve Leleco, attaccato da Boaventura. Ora Cabeza, Dimash, ora ancora Leleco, Micheletto che lascia lì per Dimash che riparte in velocità, serve benissimo Cabeza dall'altra parte, ancora Cabeza che cerca lo spazio, serve Dimash, Dimash ancora, Micheletto dietro per Cabeza, Lion e poi deviazione
in rimessa laterale. Ora Leleco lascia lì, Dimash, Micheletto, Cabessa, qui non si è accorto che il campo era finito. Ribatterà Feldieboli con Bagatini. Ancora Bagatini, Boaventura. Palla all'indietro per Lion che cerca questo lancio per Tres. Leggermente lungo. Ora Dimash, Leleco, Micheletto, palla complicata che il numero 7 non riesce a controllare. Ora la palla è per Bagatini, deviazione e calcio d'angolo. La palla è all'indietro per Bagatini che alla fine riesce a controllarla, ma ancora Dimash che lo contrasta bene. Cercano ancora Tres. La palla è per Ercolessi, bravissimo Micheletto qui. Poi Leleco gestisce il pallone. Micheletto cerca la profondità, ma si va all'indietro da Cabessa. Micheletto ancora con il fisico. Leleco che riceve una palla un po' complicata. Ora entrano Mateus e Bueno. Attenzione qui, questa palla sbagliatissima da parte di Ercolessi che colpisce male e permette al Chaos Mantova di affacciarsi ancora dalle parti di Lion. Andrà Mateus che lascia lì per Bueno, ancora Mateus, la palla è per Dimash che lascia di tacco, Bueno! Bueno, che azione del Mantova ed è il gol del vantaggio. 12 minuti e 47 sul cronometro, 1-0 Chaos. Bellissima questa azione del Mantova che ha tirato fuori l'orgoglio. Ora fallo. Va Ercolessi ora. Vedremo se ci sarà una reazione da parte del Feldi. Bagatini cerca questa palla complicata per Boaventura che non ci arriva. Ora Iucca, Mateus cerca questa parabola per Parrell e ancora un errore semplice da parte del Feldi che sbaglia passaggi apparentemente facili. Attenzione qui, Mateus rischia, sbaglia il tiro e la palla fuori, veramente di poco da parte di Romano. Ora Parrell cerca lo scambio con Iucca, è una cosa un po' troppo complicata. Ora Ercolessi, Tres, anzi Boaventura che cerca di andare, ma Mateus in scivolata in copertura. Ora Boaventura per Bagatini all'indietro, la palla rimane lì, Parrell può ripartire, cerca il tunnel, trova la rimessa laterale. Qui rimpallo che favorisce la difesa campana e ora ripartono con Romano, Ercolessi che se ne va bene su Bueno e che commette fallo e si prende un cartellino giallo. Qui punizione battuta troppo in fretta. Ma Bagatini per Ercolessi.
Boaventura, Bagatini, Romano, Ercolesi che sul filo del fallo laterale non riesce a controllare e quindi palla per Matteus che batterà la rimessa. Attenzione qui, palla un po' difficile, Parrell l'amministra e poi serve Poletto, Lion con il petto, in rimessa laterale e ancora Mantova, Iucca, Parrell, leggera questo tocco, poi Poletto, Matteus che tenta il tiro centrale, rasoterra, facile per Lion. Ercolesi cerca ancora questo lancio, cercano spesso questa possibilità, il lancio andando da destra verso sinistra, giocatori del Feldieboli senza per ora sortire alcun effetto. Ora Parrell, Matteus, la palla è per Poletto che ha cercato di colpire, una palla complicatissima. Ora Matteus scivola e essendoci in terreno bagnato si ferma il gioco. Quindi la palla è finita in rimessa laterale, il Mantova ridarà il pallone al Feldi che riparte subito con Bissoni. Palla ancora per Fornari, che vuole una deviazione che però non c'è e quindi palla per Ricordi. Parrell, Iucca, Matteus, Iucca, rischia di colpire la telecamera, palla va fuori, quindi palla ancora per il Feldi, alla lunga per Fornari, Iucca lo tiene ma ancora Fornari e alla fine con il raddoppio di Poletto il Mantova riesce a mandare in rimessa laterale il pallone. Ora ancora Fornari che lascia lì per Mancia, la palla va fuori ma c'è il fallo da parte di Poletto. Ancora Fornari a discutere con il direttore di gara. Fornari la battuta, Boaventura e Mancia fuori dall'area, dentro alla porta Romano che cerca di dare fastidio. Qui forse una trattenuta di Romano che però comunque spedisce il pallone fuori e quindi può ripartire il Mantova. Lancio lungo per Poletto, chiuso benissimo, arriva di guida, però la palla ancora per Boaventura che con un tocco d'esterno riesce a servire Lion. Boaventura ancora, ma di guida manda in rimessa laterale. Ora Romano, Bissoni, Mancia che serve ancora Fornari, Iucca cerca di contenerlo. Ora Fornari che si abbassa fino alla difesa per cercare un pallone, serve Mancia, ancora Mancia, Romano, Lion, palla lunga, Parrell e poi di guida può far ripartire il Mantova con Poletto che fa finta con il tacco e poi cerca di allargarsi, perde il contatto con il pallone. Comunque buona questa azione del numero 89 Virgiliano. Ora Mancia, Bissoni, Mancia cerca largo Fornari, ancora la palla è per Bissoni, affrontato, la palla arriva a Iucca che cerca il tiro ma Fornari è sulla traiettoria e quindi rimessa laterale.
di guida, Jukka di guida che sbaglia questo pallone a metà tra Jukka e Poletto, di fatto regala la palla al Feldi, cerca di ripartire. Bissoni, palla alta, Fornari che fa prevalere il fisico su Jukka, Fornari ancora, Fornari, ricordi, poi ancora Mancia, fermato da Poletto. Alla fine la rimessa è ancora per l'Eboli. Bissoni che indietreggia e serve Lion che va ancora su Bissoni. La palla è per Romano che cerca di girarsi, ma di guida è su di lui. Riesce a prendere anche una rimessa. Leleco cerca questa palla, un po' troppo forte per Cabeza. Andrà Mancia alla battuta della rimessa, aspetta qualche movimento, alla fine serve la Jun. Ercolessi, Mancia cerca Fornari, anzi Bissoni che si libera bene di due. Ora Lion che cerca Mancia che incespica un po' sul pallone, poi lo recupera. Bissoni ancora, affrontato da Parrell che riesce a, anzi no, sì, riesce a recuperare una rimessa per il Mantova. Ora entra Dimas intanto. Andrà proprio il numero 77 per l'Eleco. Di guida. Cerca Cabeza che ha lo spazio per girarsi. Cabeza aspetta il rimorchio. Alla fine serve l'Eleco. Il tiro di l'Eleco deviato e sarà calcio d'angolo per il Caos Mantova. Andrà alla battuta Dimas. Dimas aspetta lì e poi il tiro completamente sballato. 8 minuti al termine di questa prima frazione di gara. Ora cerca il lancio, ci pensa anzi Ercolessi, poi serve Bagattini che va ancora all'indietro. Mancia, Ercolessi, Tres e palla ancora fuori. Feldi Eboli costretto a velocizzare la manovra. Mantova che pressa su ogni pallone. Questo costringe Feldi Eboli a giocare più veloce, a fare più fatica. Palla ancora per il Caos. Salas, Dimas che aspetta, poi serve l'Eleco. Cabeza, la palla è per Salas, un po' complicato il controllo. Cabeza si libera bene, poi Dimas, Salas, Dimas, ancora Dimas che attraversa tutta l'area e poi serve con questo passaggio l'Eleco che non riesce ad arrivare e quindi riparte ancora il Feldi Eboli con Mancia. Ercolessi che si gira, poi serve Bagattini, la palla è ancora per Mancia. Bagattini in mezzo, fermato da Cabeza. Ora Tres, Bagattini, Mancia che svaria da una fascia all'altra. Ora ancora Tres che cerca di andarsene sull'Eleco che esulta davanti alla panchina e carica i giocatori. Ancora Tres, Ercolessi, Mancia, lo scambio è con Bagattini ma non trova il pallone, quindi può ripartire il Caos. Salas che guadagna un po' di terreno. Salas ancora, poi serve all'indietro l'Eleco che può pensare al tiro, lo fa! Fuori di poco ancora il capitano e qui giallo per Boaventura per questa sostituzione venuta in modo troppo veloce. Quindi andrà l'Eleco a battere questo calcio di punizione. Qui infatti l'arbitro sta spiegando appunto
un giocatore che deve avvicinarsi alla panchina per effettuare il cambio. Si può ripartire. 6 minuti e 23 alla fine di questo primo tempo. Ora Dimash che gioca da difensore. Cabeza rischia qui, poi Salas, ancora un altro rischio. Alla fine si guadagna una rimessa laterale. Leleco, palla è per Cabeza, Bagatini copre, Cabeza gli scappa via ma la palla era già uscita. Bagatini, Boaventura, Ercolessi, Boaventura, Bagatini, ancora Boaventura che può partire e qui Leleco prende il fallo, cioè commette fallo e subisce il giallo. Un po' forse se lo aspettava. Capitano del Mantova, e comunque sta dando un'energia incredibile ai suoi compagni. Ora Ercolessi cerca questo lancio, forse con la mano Boaventura riesce a tenere il pallone in mezzo a due, poi Bagatini ancora per Ercolessi, girano bene e poi Dimash commette fallo e viene chiamato un time out. Quinto fallo, scusate, era il quinto fallo per il Mantova e quindi ora dovranno stare più attenti i ragazzi di Milella. Ora Tres, qui circondato, Boaventura sbaglia, ora Cabeza cerca lo spazio, Cabeza ancora, Cabeza! 2-0! Cabeza! E questo è un gran gol, ne salta uno, ne salta due, tira in porta e va a segno. Ora viene chiamato il time out. Davvero 15 minuti pazzeschi giocati dal Mantova, con una voglia che forse nelle ultime partite era mancata. Eboli che fa fatica a trovare il passaggio per arrivare in porta perché il Mantova pressa molto alto e costringe i giocatori a fare giocate più veloci e quindi a sbagliare di più. Penso che per adesso il coach Milella non abbia quasi niente da dire ai suoi giocatori. Si rientra. Feldieboli è un po' confuso, sembra. Forse non si aspettava questa foga da parte dei virgiliani, che come ho detto avevano voglia di rivalsa. Ora Bagatini, parte subito Tres che cerca la reazione, palla fuori, non c'è stata deviazione e quindi rimessa ancora una volta per il Mantova. Parrell, Iucca, qui strattonato e poi spinto. Bueno si prende questo fallo, quarto fallo per il Feldieboli. Ora Dimash, Iucca ancora con Dimash, Parrell, Dimash, Iucca che dà questo pallone interessante, però attenzione, ora Lion in contropiede, il Feldieboli, la palla in mezzo per Lion, per l'arbitro non c'è niente e quindi si continua. Ancora Feldieboli in possesso palla,
Leleco dice calma. Qui palla sbagliata e Mantova può rifiatare. Qui attenzione. Qui l'arbitro sembra che abbia qualcosa da dire alla panchina del Feldi Eboli, che si è lamentata per quell'episodio prima di Layun in area. Lamentano una trattenuta. Qui non è stato possibile vederlo perché è stata una mischia un po' difficile. Ora attenzione, Ercolessi, Tres, ancora Ercolessi, Bagatini, scambiano ancora veloce e corto. Ercolessi ancora di tacco, Bagatini, si prende la rimessa, Dimash ancora una volta, Boaventura, Ercolessi, Bagatini, scambia con Boaventura, allarga per Tres, Dimash, che chiusura, calcio d'angolo per il Feldi. 3:58 al termine. Ora cerca di partire Tres, bravissimo Juca, e può ripartire il Mantova con Parrell. Parrell, Dimash, cerca lo spazio, Dimash in mezzo a tre, ancora all'indietro alla fine per Parrell e il Mantova rifiata, poi serve ancora Bueno che lascia lì per Juca, palla in mezzo, ribattuta, rimessa per il Feldi. E riparte con Boaventura, Bissoni, con Tres, scusate, ora Boaventura che però viene recuperato, Bissoni ancora, Tres che gira ancora il pallone, palla per Lion che cerca Boaventura che va all'indietro. Ora Bissoni si sta addentrando nell'area del caos, cerca qui il tacco, Juca lo sapeva, poi lancia lontano, Bissoni ancora, Fornari, Romano che lascia lì e Ricordi fa una gran parata e calcio d'angolo. Andrà Romano, bella questa palla per Fornari, Ricordi in due tempi. Ora Parrell, Juca, Di Guida, ultimo uomo, cerca Poletto, palla stoppata da Bissoni che poi gira per Boaventura, ancora Bissoni che cerca Fornari, Fornari, Di Guida ancora una volta. La palla è ora per Bissoni, andrà a battere la rimessa, cerca questa palla Fornari, molto intelligente ma bloccata da Di Guida. Poletto che ci pensa, poi serve ancora Di Guida, Juca, Parrell, Juca, Di Guida cerca questo lancio ma sbaglia, comunque applaudito. Boaventura, Parrell attenzione, intercetta questo pallone, poi Boaventura bravissimo a recuperarlo. Ora doppio passo, se l'allunga, la palla va comunque a Fornari che serve Romano che gira ancora per Boaventura, la palla è per Fornari, cerca la magia col tacco, vuole la deviazione ma non c'è stata e quindi time out. Feldi Eboli adesso che sembra affacciarsi un po' di più nelle zone di Ricordi, Mantova che forse sta un po' allentando anche per la resistenza che serve per correre 20 minuti così. Mancano 1 minuto e 40 al termine di questo primo tempo.
Qui indicazioni di Milella sono andate principalmente per Poletto, forse per i movimenti che deve compiere in zona offensiva. Nel frattempo riparte il gioco. Parrell, Leleco, Parrell, Poletto per Di Guida, ancora per Parrell che cerca ancora questo lancio. La palla va fuori. Ora Bissoni, Fornari, Bissoni ancora che cerca questa palla per Romano, ma Parrell si guadagna questa rimessa. Leleco, Dimash, scucchiaia per Poletto che copre con il fisico e poi con l'esperienza si prende questa rimessa in zona offensiva. Parrell andrà sul punto di battuta. Qui Poletto intanto a terra. Ora Leleco. Qui forse mano, ma Leleco se ne va. Leleco, Lion. Buona questa azione personale del capitano che richiama ancora una volta all'attenti i suoi compagni. Ora la palla è proprio per Leleco. Ribattuta da Romano. Ancora rimessa per il Mantova, che ora da ogni pausa cerca di rifiatare. Dimash, Leleco, Ricordi che lancia lunga per Poletto ancora una volta. Ora Mancia, Bissoni, ancora Mancia, Romano. Qui Romano si libera bene e poi serve Mancia. La palla è ancora per Fornari, affrontato dal capitano Leleco. Ora Romano sulla fascia, Romano, e alla fine guadagna un calcio d'angolo quando mancano 28 secondi. Batterà Bissoni. Qui Parrell si prende anche questa rimessa e quindi palla ancora per il Caos Mantova. Ora Parrell, la palla è per Poletto. Poletto con il fisico e fa quello che può contro un gigante come Bissoni. Ora Dimash, Parrell, Leleco, Dimash, Parrell, Poletto con il tacco, la rimessa è per il Feldi e Poletto qui si prende il giallo perché si è messo davanti alla palla prima della battuta, che se in realtà stava chiedendo semplicemente spiegazione all'arbitro. Qui bravo Romano a battere velocemente la rimessa. ...12 secondi al termine. Lion cerca ancora la palla per Mancia. La palla è per Bissoni. Ribattuta. Mancia. Un secondo alla fine. Finisce qui il primo tempo. Finalmente si è visto un Mantova con la voglia. Eboli un po' confuso. Vedremo cosa succederà nel primo tempo. Super spot nel secondo tempo.
È tutto pronto per l'inizio di questa ripresa. Romano e Fornari sul primo pallone di questo secondo tempo. Ricordiamo Caos Mantova in vantaggio per 2-0 sul Fel di Eboli. Ora si riparte. Mancia. Qui Parrell ha subito un colpo. Terra dolorante. Qui sembra che Bissoni comunque abbia colpito in modo involontario. Parrell ancora a terra. Entrano i sanitari. Sembra un colpo al costato. Forse problemi nella respirazione. Parrell ancora a terra. Qui Lion ancora qualcosa da dire all'arbitro, forse per la trattenuta in area. Dimash serve il pallone alla Feldi, che può ripartire. Romano. Bissoni subito. Romano che lascia lì. Qui a terra in due. E calcio di punizione. La mancia, ma la punizione andava battuta più indietro. Bissoni ora, la palla è per Fornari che serve Mancia. Mancia ancora. Cerca lo spazio, Mancia, palla fuori e rinvio. Mancia chiede un calcio d'angolo che non ottiene però. Ora Poletto, palla svirgolata da Ricordi e quindi ancora rimessa Eboli. Mancia, Romano, Bissoni. Ancora Romano, la palla è per Fornari che va ancora all'indietro per il numero 13. Mancia, Bissoni, Romano, Fornari, cerca il tiro, posizione molto difficile e la palla va in calcio d'angolo. C'è stato un tocco di Ricordi. Ora attenzione, la palla è per Fornari, ma Dimash che in questa partita sta facendo il difensore aggiunto. Mura un'altra volta. Tiro di Fornari che ora va alla battuta del calcio d'angolo. La palla per Mancia, Ricordi, facile. Poi serve Iucca, Dimash, di guida. Dimash ancora, bellissima questa palla per Poletto che se la sposta bene. Poletto ancora, Poletto, Lion, poi Iucca il tiro, ancora Lion. Ora cerca questo lancio, ma Poletto c'è e poi prende il pallone. Qui sbaglia però, Mancia ancora il pallone, ma Poletto rimedia il suo errore. Poi Poletto ancora, la palla arriva a Romano che va a terra, per l'arbitro non c'è niente, quindi di guida, rimessa per il Mantova. Parrell intanto rientra in campo. Ora Iucca, proprio Parrell, di guida, Parrell, Poletto, di guida che cerca lo scambio con Bissoni. Per l'arbitro non c'è niente, quindi può ripartire Bissoni. Bissoni ancora.
niente ancora, l'arbitro lascia correre e quindi Parrell può ripartire, la palla è per Di Guida, niente, Poletto alta. Che azioni da una parte e dall'altra, che partita. Ora Romano, Mancia, gira per Bissoni, ancora Mancia, uno dei più ispirati, Fornari, serve Romano, Bissoni, tutta la Feldi nella metà campo del Mantova, ora ancora Fornari, cerca Romano, Ricordi e poi Iucca, lontano. Ora Lion che è dotato di un buon controllo palle e di un buon tiro, lo cerca, palla fuori di poco. Ora rientra Leleco, c'è stata la parata di Ricordi, pazzesca la parata di Ricordi. Ora Romano, la palla è per Fornari che vuole un'altra deviazione ma per l'arbitro non c'è niente e quindi Ricordi, Parrell, Cabessa, bravissimo qui nello scambio, Leleco che aspetta, poi serve forse un po' tardi Di Guida che è costretto ad andare all'indietro e ancora Cabessa, si ricomincia, palle per Leleco che serve Parrell che arriva, Parrell se ne va, gira ancora per Leleco, Cabessa cerca lo spazio, Cabessa, Lion, poi Cabessa con calma, da Ricordi che va da Leleco, Cabessa lascia lì per Di Guida che non se l'aspettava, qui si arrabbia tantissimo Ricordi. Ora Boaventura, Romano, Boaventura, Romano cerca la palla per Fornari, poi retropassaggio un po' difficoltoso per Ricordi che riesce però a tenere il pallone, Cabessa ancora, Cabessa, Lion ancora una volta che tiene a galla la squadra, evita il tracollo, qui la palla in mezzo, poi Lion ancora una volta, palla che batte sul soffitto e quindi rimessa Caos. Ora è normale che il Caos debba, intanto la rimessa va battuta dall'altra parte, comunque dicevo è normale che il Caos adesso debba un po' rallentare e subire le avanzate senza però schiacciarsi troppo. Ora Tres fermato da Cabessa, andrà Ercolessi alla battuta, all'indietro per Tres che cerca Boaventura che si ferma bene, poi contro Parrell ancora, va all'indietro per Ercolessi, Bagatini ha un po' di spazio ma serve Tres che va ancora all'indietro per Ercolessi, ora Boaventura, la palla è per Tres, la palla in mezzo, Parrell che intercetta, poi serve Cabessa che vuole il pallone sui piedi, alla fine applaude il compagno. Ora attenzione, Tres, Ercolessi, Boaventura, Micheletto che lo affronta, poi bravissimo Parrell qui a recuperare la palla, Parrell ancora con la testa, cercato di tenere il pallone più che poteva. Ora Tres, ma il Mantova è già rientrato e quindi Ercolessi, Parrell che dice a Cabessa di coprire le zone di passaggio, ora ancora Ercolessi, Bagatini, Tres affrontato da Cabessa che commette fallo, qui l'arbitro lo avvisa di non farlo più. Un colpo abbastanza duro subito dal numero 11 della Feldi, c'è bisogno infatti ancora di sanitari che sono stati impiegati molto da entrambe le parti in questa partita. Cabessa di certo non l'ha fatto apposta, ancora sta cercando di sincerarsi nelle condizioni dell'avversario che lamenta un colpo alla spalla.
Squadra tutta brasiliana adesso per il Caos, ad eccezione ovviamente di Ricordi. Andrà Ercolessi sul punto di battuta. Serve Romano, che chiede subito a Boaventura di accentrarsi. Palla per Ercolessi, qui rosso diretto, attenzione. E qui va fuori il numero 14 della Feldi. Qui l'Eleco dice di aver ricevuto una gomitata, quindi Bagatini costretto a uscire. Non abbiamo visto cos'è successo esattamente, ma l'arbitro sembra molto sicuro. Quindi Feldi temporaneamente in 4. Ripetiamo, quindi Feldi in 4 per l'espulsione di Bagatini per una gomitata al capitano del Mantova, l'Eleco, che ora riceve il pallone. Parrell, l'Eleco, Parrell, ancora loro due. Dimash, l'Eleco che cerca lo spazio, lascia lì per Cabeza. L'Eleco, il tiro, Lion, Parrell! E sono 3-0 Mantova. Partecipa alla festa anche Parrell. E ora subito il cambio. Mantova in questi 25 minuti di gara sta facendo davvero una partita incredibile, ma adesso la Feldi ritorna ad essere in 5. E ricordiamo che è una squadra che è tra le prime 8, quindi capace di ribaltare qualsiasi situazione. Ora l'Eleco, Dimash, Micheletto che sbaglia, poi Romano, e qui viene dato il retropassaggio, anche se Ricordi dice all'arbitro che l'aveva toccata, ma l'Eleco fa da pacere e da capitano dice che il fallo c'è, come c'era anche il rosso per Bagatini. Quindi ora andrà Romano sul punto di battuta. 14 minuti e 24 al termine. 3-0 Caos Mantova contro Feldi Eboli. Tutti in porta, giocatori, a parte Dimash. Va Romano che lascia lì la palla, traversa, l'Eleco col fisico, la manda sulla traversa, poi ancora il tiro e ancora una volta ribattuto. Veramente l'Eleco migliore in campo solo per l'energia che sta trasmettendo ai suoi compagni. Ora Ercolessi ancora, e ancora l'Eleco, neanche a dirlo. Ora Dimash la mette giù, ancora cerca di andarsene, Dimash se ne va, Dimash ancora, Dimash fuori di pochissimo. Che azione, adesso il Mantova fa divertire. Feldi Eboli all'angolo. Che percussione del numero 77. Ora Lion che cerca Fornari. Ancora Fornari che cerca di prendersi il fallo e lo ottiene. Quindi ancora Fornari. Mancia. Tres. Boaventura che sbaglia e quindi può ripartire il Mantova, che però
Dimash intelligentemente rallenta. Ora Leleco, Cabeza, Leleco, Micheletto, Dimash cerca questa palla bellissima per Cabeza che non ci arriva davvero di poco. Dimash in questa partita sta facendo davvero tutti i ruoli, difensore, attaccante, centrocampista. Imposta anche. Ora portiere volante per la Feldi. Tres, Fornari che sbaglia. Ora Dimash, 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 eccolo qui il fenomeno. 4-0, 4-0 Mantova. Mancano 13 minuti alla fine ed ora è davvero dura per la Feldi. Chiamato infatti il time out. Ora vedremo se la squadra campana sceglierà ancora di adottare un portiere volante o preferirà limitare i danni, anche se probabilmente cercherà di attaccare fino alla fine. Infatti Feldi che attacca ancora con 5 uomini. Ora Tres, Boaventura, Tres, Boaventura, ancora Tres e ancora Boaventura. Cerca qui la palla per Bissoni, Parrell e poi la rilancia lunga, Parrell, dalla difesa. 5-0, 5-0 Mantova. Va a abbracciare i tifosi e sono 5. E ora Lion torna in porta. 5-0 Mantova. Chi l'avrebbe detto all'inizio di questa partita? Si è visto comunque dall'inizio che Mantova è stato concentrato fin dal primo minuto. Feldi che forse un po' sottovalutato la gara. Ora si ritrova in svantaggio di 5 gol. Ora Boaventura, Tres che fa un numero incredibile, ancora Tres ma salta Dimash ma non salta di guida, quindi rimessa. Boaventura, Mancia, Boaventura, Tres che cerca di andarsene ma Parrell ancora non riesce a prendere il pallone. Ha fatto una partita incredibile Parrell, anche se è difficile trovare qualcuno che non abbia giocato bene stasera tra i virgiliani. Ora Di Guida, Di Guida che aspetta, poi lancia Dimash che l'aggancia. Era molto difficile, infatti gli è rimasto un po' dietro. Se riusciva a agganciare anche questa. Ora Boaventura, bravissimo comunque numero 77 a aiutare la difesa. Ora Fornari con il tacco per Boaventura, ancora Fornari, Romano, la palla è ancora per il numero 70, Ricordi e poi Mancia ancora. Mancia cerca lo spazio contro Dimash che lo aspetta, la palla è lunga, Boaventura, Ricordi e calcio d'angolo. Ora la palla è per Fornari, Ricordi che la vede all'ultimo e la salva.
Era ancora Boaventura all'indietro per Lion, che è un ottimo tiratore, cerca infatti lo spazio, alla fine serve invece Fornari che allarga per Mancia, cerca di metterla in mezzo, Ricordi, ancora Lion che si avvicina, alla fine cerca Mancia ma sbaglia. Ora Parrell, Iucca, Poletto che cerca lo spazio e sbaglia il pallone, attenzione Romano, 5-1, 5-1. Feldi che non si arrende. Si riparte ora, Poletto subito per Mateus. Ma la palla è sbagliata. 11 minuti al termine. Ora Romano. Palla per Ercolessi, ora se ne va Mancia, Iucca. Perfetto. La palla è ancora lunga per Fornari. E qui sbaglia clamorosamente questa palla. Può ripartire Mateus adesso. Mateus contro Romano. Mateus cerca di far passare la palla in mezzo. Poi Romano con il tacco per Mancia che cerca di andarsene. Mancia, Mateus ritorna sui suoi passi. Ora rimessa per la Feldi. Romano cerca di dare la carica alla squadra. Palla ancora all'indietro per Lion che fa praticamente il regista. Serve ora Romano. La palla all'indietro per Mancia. Ercolessi, Lion. Ancora Lion che cerca ancora questo passaggio. Ma niente da fare. Ed ora time out. Qui l'Eleco qualcosa da dire a Ricordi. Ora vedremo se la Feldi riuscirà nell'intento di trovare altri gol contro un Mantova che per adesso è apparso molto concentrato e focalizzato sull'obiettivo. Dopo 5 risultati negativi, chiaro che il coach Milella, cioè i giocatori di Milella hanno trovato i nuovi impulsi. Rientrano in campo le due squadre. La rimessa sarà per il caos. Mateus per Iucca. Ancora Mateus che serve Iucca male. Romano che cerca ancora di suonare la carica. Ora Ercolessi. Lion. Ercolessi. Lion che gira per Romano. Ancora Lion che cerca il tiro. Sicuramente il più pericoloso della Feldi stasera. Numero 2. Effettuato 2 o 3 conclusioni molto pericolose. Ora Iucca che gira per Parrell. Mantova che negli ultimi minuti non riesce a tenere molto il pallone. Ora Iucca infatti spedisce fuori. Ora Mancia. Romano, la palla è ancora per Romano che cerca di andarsene sulla fascia, la mette in mezzo. Niente da fare. Sarà calcio d'angolo.
Palla all'indietro ancora per Lion. Ercolessi. Lion. Romano. Ancora Lion. Che serve ancora Romano. La palla è per Mancia. Chiuso da Poletto. La palla all'indietro ancora per Lion. Che serve ancora Romano. Lion cerca Ercolessi che la cerca probabilmente il tiro e alla fine guadagna il calcio d'angolo. La palla ancora all'indietro per Ercolessi. Romano. Ercolessi. Gira per Lion. Mancia. Lion. Ercolessi. Lion. Ancora Mancia. Romano sul fondo. Ma ancora Lion. Ercolessi, palla un po' difficile. Alla fine Iucca la spazza. Ora la palla è per Romano. Difficilissima. E quindi può ripartire il caos con Iucca. Poletto. Mateus. Parrell cerca di liberarsi. Parrell, grandissima giocata. Poi qui contrasto un po' duro. Per l'arbitro non c'è fallo. Ora Romano. Romano ancora che è costretto ad andare all'indietro. Romano qui sbaglia e Parrell va all'indietro per ricordi. Poletto tiene il pallone. Poletto affronta Ercolessi. Poi sbaglia perché Romano la recupera ma era uscita e quindi rimessa. Parrell qui forse un po' stanco con i crampi, corso veramente tantissimo. Tanto Milella chiama Bueno a scaldarsi. Infatti entra al posto del numero 13. Ha giocato una grandissima partita. Ora Dimash che la mette giù. Poi non può niente. Sul raddoppio. Lion adesso. Bissoni. Boaventura. Mantova che ritorna a pressare alto. Infatti Bueno contrasta bene. Boaventura. Ora viene chiamato ancora una volta il portiere Volante, che rientra in campo. Ora Boaventura, la palla è per Fornari che se ne va. Leleco ancora una volta. Andrà ora Bissoni. Boaventura. Boaventura ancora. La palla è per Bissoni. Fornari. Ancora Bissoni gira. La palla è per Romano che qui sbaglia. Andrà Leleco ora. Parrell che finta il lancio, poi serve bene Di Guida sul fondo. Di Guida tiene il pallone ancora. Di Guida va bene all'indietro per Dimash che preferisce respirare anche se ha già Boaventura alle spalle. Alla fine la spara lontana. 7 minuti al termine. Boaventura ora, Bissoni, ancora lo scambio tra i due. Boaventura, ancora da Romano. Qui rischiano un po', alla fine Bissoni che chiama Boaventura. Scambio ancora tra i due, poi Mancia. Boaventura, Mancia. Boaventura. La palla è per Fornari in mezzo, rischiosa. Poi la palla è ancora lì. E alla fine la rimessa è per il Mantova. Leleco pensa al tiro ma Lion è già tornato tra i pali, quindi Di Guida. Leleco.
Lancia lungo per Parrella, attenzione Parrella ancora, ma con il fisico Bissoni si fa valere. E quindi palla ancora per la Feldi. Mancia, Boaventura, Fornari, Boaventura, Romano, Boaventura, Romano che allarga per Mancia, all'indietro ancora per Boaventura, Bissoni cerca ancora il numero 70, poi Mancia tiene il pallone, aspetta l'inserimento, niente da fare, ancora Romano però cerca la palla in mezzo, ancora lì, Leleco via, poi Dimash, finta il tiro, Dimash, se ne va, Dimash! E sono 6! E sono 6-1 Mantova, la sgaloppata di Dimash che rimane a terra ma sta solo riprendendo fiato dopo essersi fatto tutto il campo. Viene sostituito da Iucca e da Leleco, va al posto Bueno, va al posto di Leleco. E adesso mancano 5 minuti e 30 al termine. Attenzione qui, cerca di andarsene ancora Mancia al pallone, la palla in mezzo, va al tiro Bissoni, palla lontana. Ora Ricordi che pensa al lancio, serve di guida e cerca Bueno, trova Bissoni che ci pensa e serve Boaventura. Capongiro il tiro deviato da Bueno. Ora Mancia, Capongiro, Mancia, Boaventura che è affrontato da Iucca, palla ancora per Bissoni che allarga per Mancia. Ora ancora Boaventura affrontato da Iucca, Mancia, Bissoni che aspetta lo scatto di Mancia, poi per l'arbitro non c'è niente, Bissoni ancora con la palla, Capongiro la tiene in campo e la gira per Boaventura, ancora una volta è Bissoni, ora cerca il lancio per Capongiro, Bueno con il petto e poi fisicamente tiene, alla fine Ricordi spara alto. 4:30 al termine. Mantova che non vuole mollare di un centimetro questa partita. Qui attenzione, il tiro di ancora una volta di Bissoni, la palla fuori di poco. Ora Salas, Iucca, Bueno, ancora lo scambio, Mancia però con la testa, poi serve alta Boaventura che con la suola va da Capongiro, ma Salas recupera il pallone e poi si prende la rimessa. Iucca, qui sbaglia Iucca, attenzione, alla fine rimedia. Qui Milella gli consiglia di giocare più semplice. Attenzione a Boaventura, attraversa tutta l'area. Ancora Ricordi che va da Salas, che serve Iucca che alla fine lancia lungo. La palla tra le mani di Lion che poi riparte. Lion pensa, poi serve Boaventura che però sbaglia e quindi Parrell lancia la palla per Bueno. Bueno ancora, Bueno si libera, Bueno se ne va ancora con eleganza e poi va da Parrell. Salas, palla un po' rischiosa per Parrell che cerca di coprire, alla fine Capongiro recupera la palla ma qui è uscita e quindi ancora una volta la rimessa è per il Caos Mantova. Parrell
che allunga per Leleco, ma non può arrivare. Ora Capongiro, Ercolessi, Bissoni, Boaventura, Ercolessi, 3 minuti al termine. Ora Boaventura chiama la palla, Ricordi in uscita, poi attenzione, ancora il tiro, Salas sulla riga, non aveva giocato molto ma ha fatto vedere che anche lui in questa squadra è fondamentale. Ora la Boaventura, la palla in mezzo per Bissoni, battuta ancora una volta. Ora la palla è per Ercolessi, Capongiro all'indietro per Lion. Ora Lion, Ercolessi, ancora Lion, Boaventura. Bissoni, Ercolessi, la palla è per Lion, Capongiro, la palla è buona ma il controllo è sbagliato e quindi Bueno che con calma cerca Parrell, qui rischia Capongiro che però poi riesce a rimediare, poi tenta il tiro, ribattuto da Bueno, tanto è pronto a entrare ancora Dimash che però c'è da aspettare. Ora attenzione Ercolessi, qui questo tiro rispecchia la prestazione del Feldi stasera che non è stata delle migliori, ci ha abituato a ben altre prestazioni. Ora andrà battuta questa punizione, probabilmente per il retropassaggio. Andrà Fornari, c'è anche Ercolessi sul punto di battuta, Bissoni sulla linea di porta, ora si allarga un po'. La palla indietro, ribattuta ancora e quindi Fornari all'indietro per Lion. Romano che gira per Ercolessi. Ora la palla ancora per Fornari che la tiene, poi cerca di girarla ma aspetta e va da Ercolessi. Fornari lascia lì per Bissoni. Romano che sembra quello che molerà per ultimo. Ora Lion che aspetta il movimento di Bissoni, poi alla fine ci pensa e va proprio da lui. Romano, la palla è per Romano, la mette in mezzo ma niente da fare e Lion con il petto va ancora da Bissoni. Bissoni ancora, lascia lì per Ercolessi. Ora la palla è per Fornari. Romano, Ricordi che cerca questo tiro, non è uscita di tantissimo. Ora 56 secondi al termine, Mantova quindi riesce a uscire dal tunnel. Una striscia di partite perse che sembrava infinita, ora sembra proprio contro una delle prime 8 che abbia ritrovato la fiducia. Soprattutto una vittoria con tanti gol che è quello che serviva alla squadra di Milella. Tanto ancora rimessa, anzi calcio d'angolo per la Feldi.
quando mancano 24 secondi al termine. Palla lunga, niente da fare. Qui ancora Dimash, che però non sembra voglia ancora affondare, però qui la Feldisi invece ancora Fornari segna il 6-2, segno che una squadra che non molla mai anche nei momenti peggiori. Comunque questo non cambierà la buonissima prestazione di oggi dei virgiliani, che sono riusciti a segnare 6 gol a questa squadra che all'andata aveva battuto. Quattro secondi al termine, siamo veramente agli sgoccioli. Andrà Parrell all'indietro e finisce qui. Il Mantova torna alla vittoria, torna a sorridere contro un Eboli confuso, incredulo, che probabilmente non si aspettava una squadra così grintosa e aggressiva. Una delle migliori partite quest'anno dei biancorossi, che possono tornare a sognare. Qui dal Neolù di Lunetta è veramente tutto. Arrivederci, alla prossima.